Un paio di curiosità, mister. Sbaglio o non hai fatto cambi? No, no, oggi non ho fatto cambi perché poi ci sono anche ogni partita ha una storia a sé, no? Quindi in quel momento lì a stravolgere magari qualcosa poteva essere per il gruppo che abbiamo sarebbe stato, per me sarebbe da fare ogni volta due squadre, una prima e seconda tempo, però ci sono tutte le partite che poi e momenti della partita in cui bisogna analizzarli per quello che sono, ecco, quindi magari avrebbe dato anche un segnale diverso, quindi poi dopo oggi era giusto finire così. E l'ultimo ragionamento, so che ai mister non si chiede mai dei singoli, però Andrea Baudi, penso che le parole si sprechino per questo giocatore. Certo, poi è quello che ha fatto gol, per cui è un giocatore, insomma, è il giocatore simbolo della Fezzanese, per cui ha fatto bene, ha fatto molto bene, sono contento che abbia fatto gol perché si allena sempre per far bene, per la squadra, è dentro completamente, insomma è una guida anche per i ragazzi e mi è piaciuto molto che poi si sta trovando sempre di più anche con Yuri, Papi là davanti, quindi hanno fatto bene Tive, chiaro poi chi fa gol, no, ha sempre le luci accese, però oltre al gol io metto un asterisco sulla partita che ha fatto, ma come tutti gli altri, devo dire che sono stati bravi davvero tutti. Perfetto.